Buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Allerta meteo rossa in Sicilia orientale, disagi per pioggia, vento e mareggiate, ma danni contenuti. A Caltanissetta ferito un passante colpito da una lamiera volata via, previsto un miglioramento da domani. Dagli ombrelloni agli ombrelli, vi raccontiamo la strana domenica di primavera a Catania, tra maltempo ed eventi cancellati, delusi i turisti che speravano di godersi qualche ora al mare. Forti boati ed emissione di cenere, è cominciato così il primo parossismo dell'Etna nel 2023, Adrano e Biancavilla ricoperte da una coltre nera che ha raggiunto anche altri centri sulle pendici del vulcano. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa, alcuni voli dirottati su Palermo. Una settimana al voto amministrativo in Sicilia, 4 i capoluoghi di provincia coinvolti, alle urne complessivamente poco meno di 130 comuni. Da domani l'arrivo dei big della politica nazionale per la chiusura della campagna elettorale. La Conferenza Episcopale Italiana allenta le restrizioni Covid, le messe tornano agli antichi canoni e in chiesa si rivede il segno della pace. Quale futuro per il Palermo Calcio? Mancati i play-off, i tifosi si interrogano sui programmi societari per la prossima stagione. In bilico la posizione del tecnico Corini. Nella pallavolo, la Saturnia Aci Castello si gioca a Casarano la promozione in A2 maschile. L'ospite della domenica è il manager di eventi Luca Napoli. Ben trovati. La Sicilia vive un'altra giornata di maltempo fuori stagione, danni limitati per l'allerta rossa prevista sul versante orientale, anche se pioggia, forte vento e mareggiate non sono mancati. Ancora qualche ora di attenzione, poi la situazione dovrebbe migliorare. Lorena Dolci. L'ondata di maltempo è arrivata, ma non così intensa come annunciato e pensando all'Emilia-Romagna viene da aggiungere per fortuna. L'allerta rossa su Catania e Messina e il resto della Sicilia orientale ha portato piogge, mareggiate e raffiche di vento, ma il bilancio finora non è drammatico. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi, la maggior parte per alberi pericolanti, pali divelti, cartelloni in bilico o allagamenti. A Caltanissetta il forte vento ha fatto staccare la lamiera di un lucernario del cantiere del Palazzo di Giustizia. La lamiera ha colpito un ragazzo di 29 anni che stava camminando, ferendolo d'un braccio. Qui siamo ad Agrigento. Il vento ha sconvolto le piazzette di fronte allo stadio Esseneto di Agrigento, normalmente frequentata da bambini ed anziani. Situazione più critica alle isole Eolie, flagellate da una forte mareggiata. I siti più colpiti sono le aree portuali, dove le onde hanno scardinato la pavimentazione, come nel caso di Sottomonastero a Lipari. A Vulcano è stato distrutto il cantiere per la realizzazione del nuovo approdo per gli aliscafi. Le migliorate condizioni del mare consentono qualche collegamento da e per Lipari, Vulcano e Salina. Impossibile invece raggiungere le altre isole che restano isolate. Questo è il porto di Tremestieri a Messina, rimasto chiuso alcune ore per le condizioni meteo, con i mezzi pesanti dirottati sulla rada San Francesco. L'allerta meteo sulla Sicilia resta fino alle ore 24, codice rosso sui versanti orientali, arancione nel resto dell'isola. Attualmente abbiamo un minimo depressionario che è sullo Ionio e quindi a ridosso della costa orientale ed è quello che sta determinando l'instabilità di oggi, fortunatamente non così intensa come era stata prevista, perché piano piano, siccome si sta spostando verso est, tenderà a mollare della presa nella giornata odierna sulla nostra regione. Questo non vuol dire che da domani ritornerà il sole a 360 gradi, però incominceremo ad avere al mattino ampi sprazzi di sereno, che però nel pomeriggio saranno accompagnati da instabilità atmosferica pomeridiana con temporali anche localmente intense sui rilievi delle aree interne, ma comunque che abbracceranno buona parte della nostra regione. Un quadro di instabilità generale che costringe gli stessi meteorologi a aggiornare continuamente le previsioni.
Ah no, ma la domenica di primavera è in allerta rossa a Catania. Cambiano i programmi di cittadini e turisti, quasi deserto il centro, delusi i vacanzieri che speravano di trascorrere qualche ora al mare. Emanuela Corsi. Dagli ombrelloni agli ombrelli. In questa domenica di fine maggio la centralissima via Etnea di Catania si presenta così. Una distesa di ombrelli sotto i quali cittadini e turisti coperti da piumini e impermeabili si riparano dalla pioggia. L'allerta rossa diramata ieri sera dalla Protezione Civile ha reso la città quasi deserta. In centro si incontrano per lo più turisti che hanno dovuto rivedere i loro piani a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Questo tempo mi ha rovinato tutta la vacanza. Con le mie amiche, un mio amico è di Mineo, doveva venire oggi ma è tutto allagato. Today we have no idea yet. We go to a restaurant and then. È strano perché da molto tempo ho trovato le date per venire in Italia e tutta la gente dicono che è veramente bene di essere qui in maggio e finalmente c'è pioggia, ma mi piace molto l'Italia e la ragione perché sono qui. Ve l'aspettavate questo tempo? No. Volevate l'estate? Speravamo, sì. Che tempo avete lasciato dalle vostre parti? C'era il sole. Programmi cambiati anche per i catanesi che ricordano il sole e il caldo degli anni passati. Tutti gli anni non sono uguali purtroppo. Un maggio così non lo ricordo, non è a mia memoria. Nelle località di mare c'è il deserto. Nel borgo di San Giovanni Licuti, nelle scorse settimane preso d'assalto dai primi bagnanti, sembra novembre. Siamo qua a goderci questo tempo così strano per il periodo che è, però dai, tutto sommato va bene così. Ce la prendiamo come viene perché comunque non è freddo, quindi la passeggiata si può anche fare. Questo clima autunnale e non da primavera inoltrata a qualcuno però piace. Un maggio invernale. Il mare è in tempesta, però è sempre bello guardarlo. Al suo fascino. Sì. Speriamo che non fa il maltempo speriamo che non porta danni. E domani poi sembra che il tempo si rimetta, dai. Perciò va bene. In attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, la raccomandazione per tutti è di uscire o spostarsi solo in caso di necessità e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti. Primo parossismo dell'Etna nel 2023, registrati forti boati ed emissioni di cenere. Adrano e Biancavilla sono state ricoperte dalla sabbia vulcanica che ha raggiunto anche altri comuni etnei, sospesa l'operatività dell'aeroporto Fontanarossa. Torino De Mana. Dall'allerta rossa per il maltempo su Catania e Messina all'allerta rossa per l'Etna, che a maggio inoltrato decide di farsi sentire con il primo parossismo del 2023. Dopo alcuni giorni in cui il tremore era segnalato in costante aumento, diverse esplosioni vulcaniche si sono registrate in mattinata nella fascia pedemontana del versante di sud-ovest. Una nuova fase eruttiva è in corso sull'Etna, ma l'attività può essere seguita soltanto dagli strumenti dell'INGV di Catania perché il maltempo che nasconde il vulcano con nuvole e cariche di pioggia ne impedisce l'osservazione diretta. È sul posto invece il vulcanologo Boris Bekne che ha inviato questa testimonianza. Eccoci qua al cancello dell'Altomontana, la Milia, della pista altomontana, e questo è il deposito di questa forte attività esplosiva di stamattina. Qua c'è un deposito di lapilli spesso alcuni centimetri, con lapilli che raggiungono anche alcuni centimetri, tipo 2-3 centimetri, qualcuno più grande qua e là. Questo è il risultato di questa ultima attività esplosiva, probabilmente al cratere di sud-est, che ormai sembra essersi calmata, non c'è più ricaduta, non si sentono rumori. Quindi per questa volta è tutto. La cenere lavica, mista a pioggia, è caduta copiosa in diversi comuni alle pendici del vulcano. Forti boati sentiti dalla popolazione e seguiti da un'evidente caduta di cenere lavica su Biancavilla e Adrano, cui si riferiscono le immagini. Strade, tetti e balconi ricoperti da sabbia del deserto ed anneriti dalla fastidiosa coltre nera sospinta dal forte vento anche in direzione dell'aeroporto Fontanarossa. A tal proposito la SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, comunica la sospensione delle operazioni di volo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Numerosi voli sono stati già dirottati su Palermo.
Stop sino al 26 alle escursioni sul cratere della Fossa nell'isola di Vulcano. Con ordinanza sindacale è stato interdetto il sentiero percorso dagli escursionisti. La pioggia caduta intensamente la scorsa settimana ha danneggiato la parte bassa del tracciato, rendendo necessario un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza. Manca una settimana esatta alle elezioni amministrative che serviranno ad eleggere sindaco e consiglio comunale a Catania e in altri 3 capoluoghi di provincia. Da domani in arrivo i big della politica nazionale per la chiusura della campagna elettorale. Manlio Viola. Ultima settimana di campagna elettorale in Sicilia in vista delle elezioni del 28 e 29 maggio che vedranno al voto quasi 130 comuni. La Sicilia infatti vota con un ritardo di 2 settimane rispetto al resto del paese che invece nelle stesse date vedrà i ballottaggi delle amministrative. 4 i capoluoghi di provincia, a cominciare da Catania ma seguito da Ragusa, Siracusa e Trapani, 15 nel complesso i comuni maggiori chiamati alle urne. Ultima settimana come di consueto dedicata alla discesa dei big che verranno a chiudere le rispettive campagne elettorali. Per sostenere Enrico Trantino, candidato sindaco venerdì 26 maggio a Catania, l'ultima disponibile prima del silenzio elettorale dell'apertura dei seggi, arriva sia la premier Giorgia Meloni che il leghista Matteo Salvini e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Questo è giusto per far capire quanto pesi Catania anche a livello nazionale nella tornata di elezioni. A proposito di Salvini, il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà in Sicilia per incontri istituzionali già da domani. Prima tappa, lunedì 22 maggio, a Catania per l'avvio dei lavori del quarto lotto del nuovo itinerario Catania-Ragusa. Nella stessa giornata sarà la presentazione delle liste dei candidati di Prima l'Italia. A seguire ad Agrigento, ospite di un convegno organizzato da Confcommercio in tema di infrastrutture e turismo. Altra tappa a Licata per un incontro in piazza con i cittadini per la presentazione della lista Lega Salvini Premier. Martedì 23 maggio infine è previsto un incontro con la stampa a Siracusa e la presentazione della lista dei candidati di Prima l'Italia. Nello stesso giorno c'era annunciata la presenza di Giorgia Meloni per le manifestazioni in ricordo di Falcone, ma non è confermata. Da qui alla fine della campagna elettorale ci saranno anche altri big della politica nazionale in Sicilia. In Casademe si sta lavorando per una seconda presenza catanese della segretaria Elis Klein. Ancora non si è però stabilita una data. Prima del voto si terrà comunque un evento con l'ex ministro del Sud Giuseppe Provenzano. In zona 5 Stelle stanno lavorando al comizio dell'ex premier Giuseppe Conte, chiamato a parlare in una città dove il reddito di cittadinanza, proprio prossimo alla rimodulazione, ha toccato i tassi più alti di adesione. Anche il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, sta pensando a una prossima tappa a sostegno del candidato sindaco Gabriele Savoca. La Conferenza Episcopale Italiana allenta le restrizioni anti-Covid e le messe tornano agli antichi canoni. Dopo oltre 2 anni in chiesa si rivede anche il segno della pace tra i fedeli. Adelaide Barbagallo. Stop alle mascherine, sia al segno della pace, stringendosi le mani, torna l'acqua benedetta nelle acqua santiere. Nelle chiese italiane si chiude definitivamente il doloroso capitolo dell'emergenza Covid. Con una lettera indirizzata ai vescovi, la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana annuncia che tutte le attività ecclesiali, liturgiche, pie e devozioni possono tornare ad essere vissute nelle modalità consuete. È la parola fine sulle restrizioni adottate per limitare i contagi. Che cosa cambierà nelle nostre comunità? La cosa più importante certamente credo che sia quella di poter di nuovo fare la comunione così come lo si desidera e come si era abituati. Si potrà di nuovo ricevere la comunione sulla bocca e potranno di nuovo le acque santiere essere piene di acqua benedetta, possiamo riprendere l'aspersione con l'acqua benedetta durante le celebrazioni, possiamo riprendere le processioni offertoriali, già in tante comunità questa pratica era già ripresa, possiamo riprendere lo scambio della pace che tanto ci ha privato di umanità, di contatto fisico. La CEI lascia ai vescovi diocesani la possibilità di disporre o suggerire alcune norme precauzionali come l'igienizzazione delle mani prima della distribuzione della comunione. Giro di vite, infine, alle celebrazioni via web. Nei mesi bui della pandemia sono state la sola possibilità per vivere l'Eucaristia, anche con la comunione spirituale, ma c'è il rischio che vengano considerate un surrogato alla celebrazione in presenza e dunque viene raccomandato di limitarle. Ecco, tutto questo davvero ci fa gioire, ci fa dire grazie al Signore di questi momenti difficili che abbiamo vissuto, ma non possiamo dimenticare. Papa Francesco dice che
ciò che di più grave c'è della pandemia e dimenticare quello che la pandemia ci ha insegnato. Il pensiero va infine alle tante persone che hanno perso la vita, tra cui centinaia di sacerdoti che hanno contratto l'infezione adoperandosi per il proprio ministero. Facciamo una breve pausa, al rientro il bilancio della stagione del Palermo Calcio. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Dopo la delusione per il mancato accesso in zona playoff, a Palermo ci si interroga sul futuro. I tifosi chiedono una squadra in grado di lottare per la promozione. In bilico la posizione dell'allenatore Corini, Marco Gullà. Al triplice fischio di Palermo-Brescia i tifosi rosanero dalla curva hanno intonato un coro: meritiamo di più. Segnale di delusione per dei playoff che erano ampiamente alla portata e che invece in maniera assolutamente rocambolesca sono stati falliti dal Palermo, che a fine primo tempo, avanti per 2-0, aveva in pugno vittoria e settimo posto. E adesso è già tempo di ripartire. Intanto la squadra rosanero proseguirà gli allenamenti ancora per qualche giorno prima del rompete le righe. Ma la domanda che i tifosi in questo momento si fanno è: che obiettivi ha il City Group per il Palermo? L'AD Soriano aveva parlato di anno di consolidamento per l'attuale campionato e poi obiettivo promozione dalla prossima stagione. Il banco di prova ovviamente sarà il mercato estivo. Ma è chiaro da parte di tutti, da parte della società, da parte della direzione tecnica, da parte mia, di cosa vuol dire indossare questa maglia, dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Questa esperienza secondo me sarà molto importante per andare a approfondire determinate situazioni e per far sì che questa squadra sia migliore e che porti il club dove tutti lo vogliamo portare e ne abbiamo la piena consapevolezza. Ma uno dei nodi del nuovo Palermo sarà proprio quello relativo alla figura dell'allenatore. Al momento non filtrano novità sul futuro di Corini, ma il City Group sta già facendo le sue valutazioni ed entro inizio giugno ci saranno sicuramente delle schiarite. E poi c'è da descrivere il futuro di Matteo Brunori. Il bomber rosanero dovrebbe firmare il rinnovo e nonostante le sirene di mercato, che sicuramente suoneranno, resterà comunque al Palermo. Ci saranno invece molti calciatori con la valigia in mano, ma tutto ovviamente dipende dai programmi e dagli obiettivi che il City Group vorrà fissare per la prossima stagione. Pallavolo maschile, appuntamento con la storia per la Saturnia Aci Castello che a Casarano va a caccia della Serie A2. Serve una vittoria per brindare alla promozione. In caso di sconfitta l'eventuale bella si giocherà mercoledì al Pala Catania. Tonino De Manna. Appuntamento con la storia per la Saturnia che alle 19 va a caccia della Serie A2. Per farlo basterà violare l'infiammato Pala Cesari di Cutrofiano e quindi bissare il successo in gara 1 contro Casarano. Serve la gara perfetta, lo ha detto più volte il tecnico Baldo Cantor, che chiede l'ultimo sforzo ai suoi ragazzi, sollecitando la massima concentrazione in tutti i fondamentali, specie in battuta ed in attacco. Si riparte dal 3-0 di domenica al Pala Catania, ma questa volta il fattore campo sarà dalla parte dei pugliesi, anche se dalla Sicilia sono partiti un centinaio di tifosi pronti a sostenere la Saturnia. Un apporto sugli spalti che sarà importante per cercare di strappare la vittoria ed evitare di giocarsi tutto nella bella, che comunque si disputerebbe mercoledì a campi invertiti. Ma la Saturnia non vuole imprevisti e vuole sfruttare il match ball per chiudere subito i giochi. Rispetto alla finale dello scorso anno contro Macerata, la squadra castellese sa di avere i favori del pronostico e dovrà gestire anche la pressione, circostanza non da sottovalutare dal punto di vista psicologico, come ribadisce il patron Pulvirenti. L'errore da non fare assolutamente è quello di pensare che la 2 sia già in tasca, perché non è così, perché Casarano, nonostante l'assenza, è un'ottima squadra che oggi potrà contare anche sul supporto di un pubblico molto caldo. Il palazzetto è sold out da giorni. Si soffrirà sulle tribune del Palasport di Cutrofiano, mentre a causa del maltempo non sarà allestito il maxi schermo inizialmente annunciato a Villa Fortuna ad Aci Trezza. Con l'allerta maltempo ora anche in Sicilia e con i nostri pensieri solidali agli alluvionati dell'Emilia Romagna,
ci sentiamo ugualmente obbligati a occuparci ancora degli incidenti sul lavoro nella nostra regione. 11 morti bianche in 3 mesi solo quest'anno, la più recente la settimana scorsa nelle campagne del Palermitano. Un agricoltore di 43 anni morto mentre con il suo trattore arava l'appezzamento di terreno di sua proprietà in contrada Torretta a Bolognetta. E poi c'è un balzo in avanti delle denunce di malattie professionali, di oltre il 30%, da 298 del primo trimestre del 2022 a 389 nello stesso periodo di quest'anno. E per questa emergenza i segretari regionali dei sindacati, CGIL e CISL, si sono rivolti al governatore Schifani e agli assessori Volo e Albano. Occorrono, è la loro sollecitazione, ispettori nei cantieri, nelle aziende, lungo le strade, nelle campagne, ovunque. Ce ne sono troppo pochi, 63 per 360.000 imprese. Ne occorrerebbero almeno 256, secondo quanto stabilito dalla stessa regione. C'è il decreto lavoro che deve essere convertito in legge, l'osservatorio regionale sulla salute e sicurezza da rendere più dinamico, gli ispettorati territoriali da rafforzare. Lo si faccia, non è più tempo di tergiversare. E su questo insistono anche i sindacati nel loro appello. Bisogna ripensare la sicurezza in Sicilia. Le stesse vittime dicono che non c'è più tempo. Ci fermiamo qui, tra poco l'ospite della domenica, Luca Napoli. TG Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.